Buongiorno e ben trovati al notiziario delle 13 di prealpina.it. Apriamo con i dati sulla pandemia. La provincia di Varese comincia a intravedere qualche segnale positivo, innanzitutto perché negli ultimi giorni sono calati i casi di Covid-19, passati dai 188 di lunedì ai 144 di ieri. E soprattutto perché l'indice di contagio sta gradualmente abbassandosi. Nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio si sono contati 2010 nuovi positivi, mentre in quella dal 6 al 12 gennaio ce ne sono stati 1758, con una diminuzione attestatasi sul 10%, il che risulta incoraggiante nonostante il fatto che, nel quadro di riferimento regionale, ieri il Varesotto è stato superato soltanto dalle province di Milano, confermatasi prima, e Mantova. Mentre per quanto riguarda la città più colpita risulta sempre essere Busto Arsizio, che nell'ultimo aggiornamento ha registrato altri 33 positivi. Intanto continuano le misure di contenimento della pandemia, per le quali è previsto un aggravamento nel fine settimana. Anche a Varese, come nel resto d'Italia, in corrispondenza dell'entrata in vigore del nuovo DPCM, che si preannuncia più restrittivo, ci sarà serranda alzata. Numerosi ristoranti, bar e palestre, dietro lo slogan Io apro, metteranno in atto una forma di disobbedienza civile. Una protesta che nasce dall'esasperazione per mesi di chiusura e ristori insufficienti. Tutti i particolari nell'edizione cartacea oggi in edicola e sulle piattaforme online di Prealpina. Restiamo a Varese. Risolto il mistero della statua in gesso della Madonna di Villa Milius. Sparita da qualche giorno dalla sua sede, all'ingresso dell'edificio storico, non si sapeva dove fosse finita. Purtroppo è stata distrutta e fatta a pezzi, 4 per l'esattezza. Tutto è stato chiarito dopo che il consigliere comunale Luca Paris, in seguito a una visita al parco della villa, aveva chiesto informazioni sull'assenza del simulacro dalla sua sede. La risposta è arrivata ieri. Sempre a Villa Milius è in programma un'importante ristrutturazione. Oggi apre il cantiere, ce ne parla Pasquale Martinoli in questo servizio. Siamo a Villa Milius, sono le 9 del mattino. Ecco, questo è l'edificio nobiliare, qua sotto vedete il parco. Ebbene, quella di oggi, mercoledì 13 gennaio, è una giornata storica perché in questo momento sta avvenendo la consegna del cantiere al raggruppamento di imprese che si occuperà poi del restauro della villa in vista poi di una nuova vocazione della villa stessa che diventerà Accademia di Arte e del Gusto. Qui ci sono i tecnici che in questo momento stanno valutando appunto l'intervento, l'impresa è già arrivata, i primi lavori, perché dureranno qualche giorno, sono per l'allestimento del cantiere. In questo momento gli operai del Verde Pubblico stanno potando alcuni rami nel viale di accesso, li stanno potando per consentire poi l'arrivo dei camion che dovranno poi qui effettuare appunto l'intervento. In giornata verrà inoltre demolito l'ingresso su via Crotti, o meglio, più che demolito, allargato per consentire appunto l'accesso dei mezzi di cantiere. Bene, infine il volley. Dopo diversi rinvii, oggi pomeriggio, auspicando che sia la volta buona, si gioca il match tra UIBA e Chieri, partita valida per la 10ª giornata del campionato femminile di A1. L'appuntamento è fissato alle 18 alla Ework Arena di Busto Arsizio. È tutto, arrivederci all'edizione serale del notiziario di prealpina.it, un cordiale saluto e un augurio di un buon pomeriggio.